Per le imprese è un provvedimento che riporta indietro le lancette dell'orologio al secolo scorso. Ma anche la CGIL non si mostra entusiasta del decreto dignità del ministro del lavoro Luigi Di Maio. Non sarà una lotta al precariato forse in qualche caso, però in realtà crediamo che in realtà i contratti a termine verranno ridotti di durata, poi non verranno rinnovati. Cioè, questo è tra virgolette, secondo me, il retro della medaglia di questo nuovo decreto. Per carità, bene che venga inserita la causale, bene che venga inserita la diminuzione dei rinnovi, però secondo noi sarà comunque ci sarà questo risvolto. Secondo lo slogan governativo sarebbe stato licenziato il Jobs Act, notano dal sindacato, ma le cose non stanno esattamente così. Non hanno fatto un'abolizione del Job Act, diciamolo, perché sennò avrebbero reintrodotto l'articolo 18 per i licenziamenti, diciamo, ingiustificati, non è stato reinserito. Una nota critica, la reintroduzione anche di voucher. Per ragioni opposte bocciano il decreto anche da Confesercenti. Definire decreto dignità un provvedimento che limita il lavoro a tempo determinato è sbagliato perché offende milioni di lavoratori a tempo determinato che ci sono in questo nostro Paese. Il Novecento è finito da un pezzo, riflette Maurizio Franceschi, e oggi vanno fatti i conti con un lavoro che è sempre più flessibile, non solo in Italia ma in tutto il pianeta. In quest'ottica andrebbero trovate più garanzie per i lavoratori, ma dal punto di vista di una maggiore retribuzione e non da quello del posto fisso. Continuare a ragionare ancora sul problema della precarietà, tenendo conto che siamo ormai una società dove le imprese dei servizi crescono giornalmente e molte nascono e poi muoiono perché la competizione è sempre molto, molto alta. E dall'altra parte ragionare ancora sull'abolizione dell'articolo 18 significa tornare indietro e non andare avanti.